Redditi in picchiata e fisco pesante, questa è la sintesi dell'analisi IRPEF della UIL Veneto sui modelli 730-2025 riferita ai redditi 2024 e su un campione delle 55.000 persone che si sono recate agli sportelli del sindacato in questione. La fotografia è impietosa. Noi abbiamo un dato completo del Veneto dove il reddito medio è appena superiore ai 25.500 euro. Ma rispetto all'anno precedente la sorpresa è stata che il reddito dei veneti è diminuito di 221 euro. E la tassazione? La tassazione ci risulta aumentata di 41 euro. L'impatto della crisi industriale e dell'inflazione, segnata da un più 1,7% in Veneto, varia profondamente da provincia a provincia. A Vicenza, la maglia nera d'Italia, il combinato disposto tra il crollo del reddito e il balzo delle tasse lascia i lavoratori vicentini con un saldo negativo record di 876 euro in meno in tasca. A Belluno i contribuenti, tra la perdita salariale e il fisco, registrano una perdita netta di 628 euro. Il Polesine si conferma l'area con i salari medi più bassi del Veneto, con 23.197 euro di reddito anno 2025, ovvero meno 223 euro rispetto al 2024, e un'IRPEF lorda media di più 56,50 euro rispetto al 2024. I lavoratori padovani invece vedono svanire in media 123 euro del proprio bilancio annuale. Venezia, con un saldo totale di meno 40 euro, è il capoluogo a forte trazione turistica e di servizi che da una parte limita i danni sul fronte dei redditi, ma dall'altra subisce il peso delle dinamiche fiscali. Infine Verona con più 37 euro e Treviso con più 28 euro sono le uniche due province che riescono a mostrare un segno più sul fronte delle entrate, sebbene in misura piccolissima. Dunque bisogna fare un'analisi su cosa è capitato. Il reddito è diminuito perché? È diminuito perché ci sono probabilmente meno ore di lavoro, c'è più cassa integrazione e ci sono meno straordinari. Come mai l'IRPEF è pagata di più? Perché sono finite le defiscalizzazioni, le possibilità di togliere dall'IRPEF che si paga le agevolazioni che ci sono. Questo però fa una fotografia di un Veneto che diventa sempre più povero, una situazione che noi abbiamo sempre denunciato da sempre e che non è più tollerabile.